Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Totò Cuffaro non risponde al GIP, l'ex governatore accusato di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta ha reso solo dichiarazioni spontanee, i suoi legali intercettazioni trascritte mali. Intanto, dopo la riunione nell'abbazia San Martino delle Scale, gli esponenti dell'opposizione all'ARS annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia alla giunta Schifani. Palermo, studente aggredisce un professore spalleggiato da nonno e zia. Necessario l'intervento della polizia. Arrestati 2 adulti che hanno colpito anche gli agenti. Piazza Armerina, l'Arimar si è suicidata. La quindicenne trovata impiccata a un albero. Un anno fa si è tolta la vita dopo una lite con le compagne. I familiari hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio, ma ora i periti del tribunale non hanno dubbi. Incendio alle ciminiere a Catania, anche un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo effettuerà nuovi rilievi per chiarire le cause dell'incendio che ha distrutto l'auditorium. E poi il calcio contro il Casarano, domani prima trasferta da capolista per il Catania. Toscano ribadisce le insidie della sfida con i pugliesi, reduci da 4 sconfitte consecutive in campionato. Dunque, ben trovati, sanità e appalti. L'ex presidente della regione Cuffaro non risponde al GIP, ma rende dichiarazioni spontanee. Tra i protagonisti degli interrogatori preventivi di oggi anche il capogruppo della DC all'ARS Carmelo Pace, che invece risponde: non ho mai ricevuto soldi da nessuno. Eva Spampinato. Siamo abituati i processi a farli nelle sedi naturali, non qua per strada con 50 microfoni messi in bocca. Gli avvocati di Totò Cuffaro rispondono stizziti al muro di giornalisti che li attende fuori dal Tribunale di Palermo, dove si è svolta l'ultima giornata di interrogatori preventivi in merito all'inchiesta su corruzione e appalti truccati in Sicilia. Una giornata ad alta tensione giudiziaria per l'ex presidente della regione Cuffaro, che davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, mentre la procura chiede per lui gli arresti domiciliari con le accuse di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta. La difesa contesta le basi dell'impianto accusatorio. Gli avvocati Montalbano e Di Benedetto parlano di intercettazioni trascritte male e giudicano inutilizzabile la relazione dei carabinieri del ROS contenente uno sfogo attribuito all'ex governatore, che però ne disconosce il contenuto. Nessuna dichiarazione su contenuto di atti processuali, di dichiarazioni, di comportamenti processuali. I legali hanno depositato una memoria per rispondere punto per punto alle accuse. Nel frattempo, davanti allo stesso GIP si è difeso anche Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'ARS, anche lui destinatario di una richiesta di arresto nell'ambito del presunto sistema Cuffaro. Pace nega ogni debito, mai ricevuto soldi da nessuno e in quella conversazione non c'ero, dice. Anche per lui la difesa contesta la principale intercettazione, sostenendo che la parola soldi non si sente affatto. Ora la decisione passa al GIP Carmen Salustro, chiamata a esprimersi sulle richieste di custodia cautelare. Una mozione di sfiducia all'ARS per tentare la strada di elezioni anticipate, la scelta fatta dal conclave delle opposizioni riunito a San Martino delle Scale. Maglio Viola. Una mozione di sfiducia per inchiodare il governo alle sue responsabilità. Dopo 2 giorni di ritiro in abbazia, le opposizioni scelgono di provare la strada che punta ad elezioni anticipate, anche se sanno bene che le probabilità di riuscita sono davvero poche. Servono almeno 36 voti, ma PD, 5 Stelle e Controcorrente ne contano solo 23. Nonostante ciò, il documento uscito dal conclave di San Martino delle Scale parla di opposizioni unite e pronte per governare, una mozione che ha uno scopo preciso. Far emergere quello che sono le responsabilità di questo governo di approssimazioni e di emergenze che non ha prodotto nulla per la Sicilia. Per questo le opposizioni lanciano un appello anche alla maggioranza per chiedere improbabili voti. Ci rivolgiamo a tutti e 70 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. È ora di liberare la Sicilia da questo governo regionale disastroso. È fiducioso delle riuscite dopo di andare a governare Ismaele Lavardera, unico deputato del movimento Controcorrente. L'idea di avere firmato tutti insieme compattamente una mozione di sfiducia avendo una linea unica è un primo passaggio, un primo opportunità per creare un governo insieme. Diffuso il documento, dopo qualche ora si associano anche le segreterie politiche dei 3 partiti che concordano
ricordano e rilanciano con un'azione congiunta a supporto della mozione con la mobilitazione dei territori per sensibilizzare i siciliani. In serata si aggiungono ai 23 voti i 3 di Sud Chiama Nord, ma Cateno De Luca fa salire il tono della provocazione. Voteremo questa inutile mozione, ma se siete convinti di quello che fate, dimettetevi tutti e 23 e vi seguiremo. A tutti risponde il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino, per il quale la montagna ha partorito il topolino. L'opposizione senza idee ha prodotto un documento e alcune dichiarazioni che sono buone soltanto per qualche reel sui social. Assurda violenza alla scuola Don Milani di Palermo. Uno studente aggredisce un professore spalleggiato da nonno e zia. È dovuta intervenire la polizia. Arrestati 2 adulti che hanno colpito anche gli agenti. Maglio Viola. Prima l'aggressione all'insegnante da parte dello studente tredicenne, poi l'intervento di nonno e zia di 66 e 32 anni, alla fine a farne le spese dell'assurda violenza anche 2 poliziotti intervenuti per riportare la calma. Per bloccare nonno e zia è stato necessario l'intervento di ben 3 volanti di polizia alla scuola Don Milani di Passaggio dei Picciotti, a ridosso del popolare quartiere di Brancaccio a Palermo. La giornata scolastica si è conclusa con i 2 familiari del ragazzo arrestati per lesioni e resistenza pubblica ufficiale, una porta della scuola sfondata e uno studente che certamente dovrà rispondere al consiglio scolastico del suo atteggiamento. In base alla ricostruzione dei fatti, il ragazzo, dopo l'aggressione all'insegnante, si trovava in presidenza e la dirigente scolastica aveva chiesto l'intervento della polizia. Proprio la presenza delle forze dell'ordine fuori dalla scuola avrebbe fatto andare in escandescenza i parenti del ragazzo, che al loro arrivo avrebbero letteralmente fatto irruzione in presidenza sfondando la porta. Ne sarebbe scaturita la colluttazione, durante la quale i poliziotti avrebbero chiesto rinforzi, all'arrivo dei quali scattava l'arresto, sconvolto il corpo docente e anche molti familiari degli altri ragazzi. E adesso la dolorosa storia di Larimar, la quindicenne che un anno fa si è tolta la vita a Piazza Armerina dopo una brutta lite con delle compagne di scuola. Adesso la perizia della procura conferma che si è trattato di suicidio. I genitori hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio, ma l'esame dei periti esclude questa ipotesi. Eva Spampinato. Il dolore della madre di Larimar non le ha mai consentito di poter accettare la verità, di poter credere che la figlia, 15 anni, bella, solare, impegnata nello sport e nella vita, campionessa di pallavolo con un promettente futuro agonistico, si fosse volontariamente uccisa. Eppure quello che è successo, e adesso lo conferma anche la perizia della Procura dei minori di Caltanissetta. Larimar si è suicidata. Gli esiti dell'esame autoptico effettuato sul corpo della ragazzina, trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa, sono stati depositati sulla scrivania del procuratore Rocco Cosentino. Un gesto estremo da parte della giovane che quella maledetta mattina di novembre di un anno fa avrebbe avuto un'accesa lite con una compagna per la contesa di un ragazzo con cui chattava. I genitori di Larimar hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio e su questa ipotesi di reato è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Enna che indaga anche per revenge porn, motivo per cui qualche settimana dopo la tragedia vennero sequestrati 12 cellulari. Larimar è una delle tante vittime di bullismo, cyberbullismo e violenza digitale, fenomeni dilaganti che possono sfociare anche in tragedie se le vittime non trovano il coraggio e la forza di mettere da parte la vergogna e denunciare. E nel pomeriggio di ieri, in un'abitazione in via Romita a Caltanissetta, una ragazza di 23 anni, Maria Paola Giambra, è stata trovata morta. A contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. La 23enne era deceduta da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118, i poliziotti delle volanti. Al momento non sono chiare le cause della morte, per questo il PM di turno ha disposto l'autopsia. E cambiamo argomento, ha fatto scalpore e provocato tante reazioni la presa di posizione della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano Messinese, che con un video ha denunciato i tanti insulti e i commenti sessisti ricevuti sui suoi social network. Francesco Triolo.
Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Insulti pesanti, commenti sessisti sui profili social. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha denunciato tutto con un video mostrando i messaggi che quotidianamente riceve, un'uscita la sua che ha scatenato tante reazioni, soprattutto legate all'utilizzo dei social network e che ha raccolto tanta solidarietà. È stato colto il messaggio. Io ieri ho utilizzato un tono piuttosto ironico per sdrammatizzare. Questa era una forma di aiuto verso quelle ragazze che invece soffrono terribilmente, perché io l'ho specificato, io ho le spalle larghe e sono abituata perché da quando siedo in Parlamento subisco attacchi sessisti sui social continuamente, ma ci sono donne che soffrono enormemente, più vulnerabili. Ho raccolto testimonianze di ragazze che sono anche cadute in depressione, perché il primo pensiero che fai è colpa mia, ho sbagliato qualcosa, mi sono presentata male, mi sono truccata male, mi sono vestita in modo sbagliato per dare adito a questi commenti. Invece no, non è nostra la colpa è loro, cioè quindi ho cercato di spersonalizzarla, o sono io o qualcun altro, l'attacco è uguale, perché ormai è diventato, ripeto, uno sport praticato quotidianamente nei confronti di tutti. Un messaggio, quello della Siracusano, che vuole essere anche di stimolo a denunciare. E allora, intanto, il consiglio è questo. E poi ogni tanto il contrattacco rafforza, che io contrattaccando ho sovvertito un po' lo schema, perché coloro che attaccano si sentono, scriveva oggi, c'era la Gramellini che ha scritto un bel pezzo, ha colto lo spio, si sentono ganzi, invece dopo il contrattacco diventano dei frustrati, degli sfigati, quindi reagire contrattaccando ogni tanto per noi stesse è psicologicamente efficace, perché ti dà forza, il contrattacco è uno strumento che ti dà forza. Palermo, interdittiva antimafia alla GM Deal, fermata dal prefetto la ditta che lavora in subappalto per la italo-belga, concessionaria di una grossa fetta della spiaggia di Mondello. Adelaide Barbagallo. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ferma la ditta edile che lavora a tempo pieno per la italo-belga, la società di gestione della spiaggia di Mondello, e lo fa firmando un'interdittiva antimafia per la GM Edil SRL, che ha come amministratore unico Rosario Genova, il fratello di Bartolo, il capomafia di Resuttana. Gli accertamenti del gruppo interforze antimafia, formato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e DIA, dicono che la GM è fortemente esposta al pericolo di infiltrazioni mafiose non riconducibili a situazioni occasionali. A sollevare il caso fu il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele Lavardera, che commenta: oggi si mette un punto che evidenzia la validità delle nostre battaglie a discapito di chi voleva delegittimare il nostro lavoro. Mi aspetto delle scuse dall'assessore Di Tamaio e soprattutto un sussulto di dignità dal presidente Renato Schifani affinché rimuova immediatamente la concessione alla italo-belga. Oggi il livello si alza perché so perfettamente che abbiamo messo mano nella tasca di una delle famiglie al cui interno ci sono pezzi grossi della mafia palermitana, ma lo Stato non può e non deve fare passi indietro, conclude Lavardera. In arrivo a Catania un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo. Effettuerà speciali rilievi per contribuire alle indagini sull'incendio che ha distrutto l'auditorium delle Ciminiere. Adelaide Barbagallo. Alle Ciminiere di Catania arriva il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco di Palermo, detective che aiuteranno a comprendere cos'è che ha innescato l'incendio che ha divorato l'auditorium e alcune aree adiacenti e da dove sono partite le fiamme. Si indaga anche sul cantiere che stava svolgendo dei lavori di riqualificazione. Un dato sembra certo: nessuno volontariamente ha appiccato il fuoco. L'inchiesta aperta alla procura è per disastro colposo. Ingenti i danni, stimati in 17 milioni di euro. Una dolorosa ferita per la città. Il centro fieristico e museale di Viale Africa è uno dei più importanti interventi di rigenerazione di un'area industriale, nato dalle ex raffinerie di zolfo dell'Ottocento. Ad occuparsene fu il famoso architetto Giacomo Leone. Al tempo il figlio Giovanni era appena laureato. Quando mio padre cominciò a progettare le ciminiere, restai quasi stupito di questa sua idea di andare a cercare dei cutulisci per farne dei modelli, dei plastici, per realizzare questo grande auditorium. Nonostante io fossi giovane, appena laureato, mi sembrava quasi uno scherzo, una cosa particolarmente ardita. Il tetto era nero.
era coperto di lapilli lavici. Mio padre aveva chiesto che si andasse sull'Etna a recuperare dei piccoli lapilli in modo che il nero fosse materico, in modo che la presenza dell'Etna sul mare fosse tangibile. Ora bisogna raccogliere risorse e forze per il suo recupero. Martedì l'Ordine degli Architetti della provincia di Catania ha indetto una riunione aperta alla città perché la ricostruzione non sia solo un fatto tecnico. A Catania, nello stabilimento della ST Microelectronics, 8 ore di sciopero indetto dalla UIL per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro dopo le esalazioni di ammoniaca. Intanto la CGIL prepara lo sciopero generale del 12 dicembre. Giusy Lazzara. Chiedono più sicurezza dopo le esalazioni di ammoniaca avvertite nella notte del 2 novembre nei reparti produttivi del sito catanese di ST Microelectronics e sulle falle nella gestione dell'emergenza. Sale così la preoccupazione dei dipendenti iscritti alla UIL che aderiscono allo sciopero di 8 ore che interesserà tutti i turni per 3 giorni. L'azienda, fa sapere il sindacato, ha fissato, dopo l'annuncio della mobilitazione, un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per discutere anche della sicurezza. Un braccio di ferro con l'azienda della microelettronica, dice il sindacato, per la intempestiva attivazione delle procedure di abbandono delle aree a rischio, oltre al comportamento di chi ha autorizzato i lavoratori solo all'alba, dopo 5 ore di paura e incertezze, per abbandonare il sito. E intanto la CGIL si prepara allo sciopero generale del 12 dicembre. A Catania un'assemblea per proporre le richieste del territorio. Faremo la grande manifestazione a Palermo e chiediamo ai lavoratori, alle lavoratrici, ai cittadini di unirsi a questa lotta, che è una lotta di civiltà e di democrazia. Altra avvertenza aperta, quella dei precari dell'amministrazione giudiziaria. A Catania, in tribunale, negli uffici del casellario giudiziale, è stato affisso questo avviso agli utenti che annuncia disservizi per mancanza di personale. Il sistema della plastica in Sicilia è al collasso. Il mancato ritiro di plastica delle piattaforme da parte del centro di selezione di stoccaggio Ecorec di Termini Imerese starebbe mettendo in seria difficoltà le piattaforme dove i comuni conferiscono la plastica. Lo afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, consigliere nazionale ANCI, secondo cui alcuni impianti hanno già chiuso le porte mentre altri sono ormai prossimi alla saturazione. E adesso il sogno di Angelo, oggi ingegnere a Torino, uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il sud per studiare e lavorare. Tornare a Catania anche tra anni e aprire qui la mia azienda. Lorena Dolci. Chiedetegli cosa gli manca di Catania. La risposta è una sola. Il mare direi. Angelo, 30 anni, è uno dei 134.000 studenti che, secondo l'ultimo report, affollano l'esercito dei cervelli in fuga. 10 anni fa ha lasciato la Sicilia, dalla laurea in ingegneria del cinema al Politecnico di Torino al lavoro in un'agenzia di comunicazione. Il passo è stato breve. Cervello in fuga, ma l'anima divisa in due. Nelle città dove viviamo ovviamente costruiamo la nostra routine, abbiamo ormai i nostri gruppi di persone a cui vogliamo bene, cioè delle famiglie appunto che ci siamo dovuti costruire e cercare, no? E per cui dobbiamo vivere, diciamo, questo dualismo tra scegliere tra il percorso che ci siamo costruiti al nord e poi il voler in qualche modo tornare invece alle amicizie, quelle proprio dell'infanzia o appunto alla famiglia. Oggi Angelo guarda con favore al movimento Il Diritto di Restare, che sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, darà voce ai tanti che si vogliono rimettere in gioco, restituendo all'isola talenti, risorse e investimenti. Tra 10 anni mi vedo magari con un mio progetto tornato a Catania, quindi magari con una mia azienda giù a Catania a fare quello per cui ho studiato fuori. E adesso una pausa, torniamo tra poco. Bentornati
Bentrovati al TG Sicilia, siamo al calcio, prima trasferta con i galloni da capolista per il Catania che domani pomeriggio a Casarano affronterà una partita difficile contro una formazione che perde da 4 partite consecutive. L'allenatore rossazzurro ha sottolineato le difficoltà del match durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Francesco Trioli. Il difficile viene adesso, lo ha detto anche Mimmo Toscano ieri sera nel presentare la partita di domani a Casarano. Confermarsi in vetta è più complicato, occorre continuità, compattezza, lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato questa prima settimana da capolista. In Puglia domani non metteranno il tappeto rosso, il Casarano è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha voglia, ma anche necessità di rialzarsi. Nonostante questo, nonostante le 4 sconfitte, ho visto una squadra che è sempre creato, anche nell'ultima gara contro il Cosenza, nonostante la sconfitta pesante nei numeri, ha creato pericoli costanti al Cosenza. Noi dobbiamo guardare la nostra prestazione, ripeto, l'abbiamo preparata come ogni settimana bene, nei minimi dettagli, nei singoli dell'avversario, nel gruppo. Fari puntati soprattutto sull'ex Chirico, ma non solo. Toscano per il resto cerca di guardare in casa propria. L'assenza di Gherardi rende in un certo senso obbligata alla conferma della difesa vista con l'Altamura. Qualcosa potrebbe cambiare in mezzo al campo dove Quaini e Di Tacchio sono in diffida. Non è escluso che anche davanti possa esserci qualche novità, visto che D'Ausilio, ma anche Forte e Rolfini hanno dimostrato al tecnico che vogliono una maglia da titolare. Tutti vogliono giocare, tutti sono pronti per partire dall'inizio, per subentrare, e questo mi fa stare molto tranquillo e sereno. Questo è quello che voglio. Poi le scelte in base alla partita, in base al momento, si metteranno sempre in campo i 16 calciatori per far vincere il Catania. E la forza del Catania è proprio questo, una panchina lunga che consente a Toscano di scegliere anche a gare in corso. Appuntamento domani dalle 14 su Telecolor con diretta stadio e 3 ore live da Casarano, calcio d'inizio alle 14:30. Una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Non ci sono aggiornamenti per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.